Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, ultima edizione del nostro audio video giornale. Apriamo subito con la cronaca perché ci trasferiamo in quel di Pordenone per un fatto di cronaca che è accaduto nella serata, per dire che un uomo di 61 anni di Travesio è morto avvelenato dopo aver ingerito del colchico o croco, conosciuto anche come zafferano bastardo, falso zafferano o arsenico vegetale, confondendolo con l'aglio orsino. Il decesso è avvenuto all'ospedale di Pordenone, dove era stato ricoverato da alcuni giorni. Secondo una ricostruzione della vicenda, la scorsa settimana l'uomo aveva fatto una passeggiata nei prati attorno a casa per raccogliere dell'aglio da impiegare come condimento. L'inevitabile però ha raccolto anche il colchino d'autunno, specie di all'apparenza simile all'aglio, ma a differenza di questo molto velenosa. Dopo averla ingerita, l'uomo ha avvertito dolori tremendi, ma non ha chiesto immediatamente aiuto, essendo reduce del Covid e pensando che potesse essere un effetto collaterale tardivo. Il ritardo forse gli è stato fatale perché quando è giunto in pronto soccorso a Pordenone non è stato possibile il trasferimento al centro antiveleni, considerate le condizioni generali già compromesse. E adesso cambiamo argomento per parlare di economia, per quanto riguarda anche iniziative e soprattutto belle speranze, come si dice, per quanto riguarda la nostra zona a livello economico, per dire che è un aumento di fatturato di oltre il 120%, da 0 a 10.000 utenti in una piattaforma, e la prossima apertura di un round di finanziamento. Sono questi i numeri di MyNet, la startup innovativa udinese che ha chiuso il bilancio 2020 a 261.000 euro con un utile civilistico presunto di 46.657 euro, risultati degni di nota soprattutto se si considera come, in base all'ultimo rapporto trimestrale elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con Infocamere e Unioncamere, il 52,6% delle start-up innovative presenti bilanci in perdita. Questo dunque è un fattore positivo. Per MyNet il 2020 è stato dunque un anno decisamente positivo, contraddistinto anche da un aumento di capitale, dall'ingresso in società del CTO Federico Carducci e dalla trasformazione della forma giuridica a società benefit. Buone notizie invece per quanto riguarda il carburante in Friuli Venezia Giulia, perché è arrivata la risposta tanto attesa, in particolare per quei comuni della provincia di Udine e Gorizia svantaggiati. Per quanto riguarda l'ex territorio giuntino, si tratta di Mariano, Moraro, Farra e Gradisca nell'area appunto della provincia di Gorizia. Entrano in fascia 1 per quanto riguarda Udine i comuni di Butrio e Premariacco. Soprattutto durante questo periodo emergenziale, proprio in questi territori è stata pagata più che altrove la vicinanza al confine. Ora però potranno finalmente, come detto, usufruire dello sconto carburanti per quanto riguarda diesel e benzina pari alla fascia 1. Restiamo in argomento, ma cambiamo soltanto posizione e ci trasferiamo presso la sede della Regione Friuli Venezia Giulia per dire che l'impegno della Regione per la ripartenza guarda lontano e tiene conto di due elementi: il contributo che le partite IVA e le categorie professionali imprimono all'economia e la necessità di sostenere i giovani, ovvero coloro a cui l'Europa ha guardato per il piano Next Generation EU.
Lo ha detto l'assessore alle finanze del Friuli Venezia Giulia Barbara Zilli, intervenendo ad un webinar organizzato dall'Unione Nazionale Giovani, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, incentrato sulle politiche fiscali e sui contenuti del decreto legge sostegni dedicati alle nuove generazioni. E adesso parliamo di Mittelfest, perché ci sono importanti novità anche per quanto riguarda il Mittelfest. Sono 162 le candidature arrivate per la Call International di Mittelyoung, la sezione del Mittelfest di Cividale, che dal 24 al 27 giugno prossimi metterà in scena la creatività di artisti, compagnie e collettivi sotto i 30 anni in occasione dell'edizione 2021 del Festival di Teatro, Musica e Danza dei paesi della Mitteleuropa e dei Balcani, sul tema Eredi. Delle 162 domande, ha reso noto Mittelfest, 102 provengono dall'Italia e le altre 60 da Slovenia, Austria, Croazia, Germania, Repubblica Ceca, Svizzera, Bielorussia, Romania, Austria, Ungheria, Grecia, Polonia, Serbia, Malta, Kosovo, Bosnia e Erzegovina, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Bulgaria, Lettonia ed Albania. Ancora una volta, insomma, il Mittelfest è sempre in prima linea per quanto riguarda la cultura, un altro vanto e un'altra perla per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, che esporta il suo marchio fuori dai confini della piccola patria. E con questa notizia chiudiamo qui la pagina informativa notturna, vediamo appuntamento chiaramente domani mattina per la prima edizione di Linea Mattina, chiaramente notizie e aggiornamenti attraverso la nostra pagina web o attraverso i nostri social a noi collegati. Per quanto mi riguarda, auguro a tutti voi la più cordiale buonanotte e alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.